Ok, buongiorno. Tutto bene con voi? Come è andata la settimana? Passata. Bello che stiamo iniziando una nuova settimana. Essere qua per ringraziare il nostro Dio, vivere questa esperienza con Lui è prezioso. E che oggi possiamo vivere questo culto con la gioia, con questa presenza di Dio, non un Dio lontano, ma un Dio presente nella nostra vita, nella nostra storia. E questo che è la nostra grande opportunità oggi. Siamo qua, novo culto, che non si ripete mai, e siamo qua per adorare Dio. Tu che sei a casa oggi, che tu possa vivere questo culto e vivere questa gioia e sentire questa grande presença do nosso Senhor que te ama em modo muito prezioso, profundo. Leggiamo o texto di Salmo número 39. Oggi viviamo questo periodo di una guerra e è vicino a noi, ma sappiamo che Dio ci sostiene. Proprio l'altro ieri ho ricevuto un messaggio di un nostro missionário che abita proprio a Kiev. E lui è rimasto lì e lui ha detto: sono pastore del mio popolo, sono pastore di questo popolo ucraino e io non vado via, resterò con il mio popolo. E domenica, oggi, loro stanno celebrando un culto. E è interessante, in mezzo alla guerra, loro stanno celebrando un culto. E l'altra domenica la chiesa era piena. E noi che siamo qua senza guerra, possiamo anche vedere questa grande opportunità di celebrare un culto ao nostro Dio. Leggiamo il testo di Salmo 39, versetto 4 in poi. Ó Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. La mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene, come un'ombra. Certo, s'affana per quello che è vanità. Ele accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ora, ó Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Questo brano qua ci fa vedere la realtà della nostra vita. La nostra vita è breve, è corta. E dice qua o texto che la mia fine, la mia esistenza, è come qualche palmo. È un periodo breve. E quanto noi dobbiamo sapere che la nostra esistenza in questa terra è corta. Ci sono dei fratelli nostri che non è só qualche palmo, sono arrivati a tanti palmi, non è Fúrio, 80 anni. Ossia, e sappiamo che la nostra esistenza è corta, perché la eternità è quello che Dio ci ha portato a vedere. La nostra esistenza in questa terra è corta, ma l'eternità è eternità. Perciò che noi dobbiamo vivere questa esperienza con il nostro Dio per l'eternità, non per questa terra. E il testo dice qua che l'uomo è come un'ombra che si affana, accumula ricchezza, ma chi raccoglierà questa ricchezza? Tante volte nella nostra vita inserire ricchezza in questa terra, ma tra poco finisce e un altro raccoglierà, non saremo noi. Perciò io devo pensare nel principio dell'eternità che Dio mi ha dato a vivere e camminare in questa eternità con un principio di vita. L'eternità è per noi già una presenza, perché quando abbiamo Gesù nella nostra vita, l'eternità fa parte. E è lì che io devo investire la mia storia. Perciò, Signore, che cosa aspetto? La mia speranza è in te. Questa settimana eu stavo parlando com le persone quante situazioni difficili che viviamo. Io sempre dico, le situazioni difficili è per non avere nostalgia di questa terra. Perché Dio sta mi preparando per un'eternità e non vivere in questo mondo. Perciò le situazioni difficili non è per avere nostalgia, perché un giorno saremo eternamente nella presenza del Signore. Amém? Amém, Chiesa? Amém. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi e pensa nella tua vita, che è breve, e come tu stai investendo la tua storia, la tua vita qua. Nosso Padre, siamo grati a te, perché siamo qua, questa mattina, a adorarti. Riconosciamo, Padre, che la nostra vita qua è un'ombra,
è una nebbia che oggi c'è, domani non c'è più. Perché tu ci hai creato per una eternità. Tante volte noi pensiamo, Padre, in questo mondo, ma tra poco, Padre, non saremo più. Ma saremo, Padre, davanti a Te con vita, com eternità, com gioia, com alegria, com uma experiência nova. È lì, oh Padre, che dobbiamo investire la nostra anima, la nostra vita. Ti ringrazio, Padre, perché siamo qua oggi per offrirti un culto, perché è una piccola dimostrazione di un'eternità davanti a Te. Gioire con i fratelli, con le sorelle, gioire, oh Padre, con quante belle cose Tu già hai fatto nella nostra storia. E oggi, oh Padre, vogliamo celebrare il Tuo nome. Misericordia e grazia. Questo culto è per Te, solo per Te. E che possiamo vivere, Padre, questa gioia in Te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, adorare il nostro Dio. Il primo cantico parla della ricchezza di questa parola. E se tu vuoi battere le mani e esprimere questa gioia con il nostro Signore, lo faccia, perché questo culto è un'adorazione con gioia al nostro Dio. Amen? Cantiamo, adoriamo?
A Lui tutta la gloria, onore. Amém? Lodiamo il Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà che il tuo nome la Chiesa proclamerà per sempre, che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre, che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Gli uomini. I cieli e la terra proclamano Che Gesù è nostro Signore. non c'è nessun altro che pare a Lui. Cantiamo al nostro Signore. I cieli e la terra proclamano Che Gesù è nostro Signore. non c'è nessun altro che pare a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre, che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore, oh nostro Signore, oh nostro Signore. Gloria e onore. Amém. Alleluia al tuo nome, Signore. In Geremia 18, lui invita la Chiesa ad essere argilla e lui il vasaio. Lui ha chiamato Geremia, ha detto: Geremia, vieni a guardare sulla finestra qua e guarda cosa sta facendo il vasaio. E Geremia è andato a vedere, lui ha visto che il vasaio prendeva l'argilla e poi si rompeva, e lui con l'acqua rifaceva da capo, e lui ha detto: questo sono io, sono il vasaio e tu sei il vaso. Vuoi, Israele, essere argilla in mano al vasaio? Questa mattina il Signore dice: vuoi, Chiesa Battista Agape, essere argilla in mano a questo vasaio? Voglio essere come un
vaso nelle tue mani. Voglio essere come un giardino curato da te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Alleluia, Signore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il servo, anelo te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Andiamo insieme. Voglio essere nelle tue mani. Voglio essere un giardino curato da te. Voglio essere dipendente. Tu vuoi essere dipendente dall'amore di Dio? Dal tuo amore. Come un bambino. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il servo, anelo te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Solo la Chiesa dice. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Totalmente tuo. Io sono totalmente tuo. 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 Tu vivi dentro me. Tu vivi dentro me. La tua presenza viva in me.
vivi dentro me. È la tua presenza, Signore. La tua presenza è viva in me, il mio pane, il mio pane, il mio pane. La tua parola data a me. Ed io ho bisogno di te. Ed io sono perso senza te. Ed io ho bisogno di te. Sono perso senza te. Ed io sono perso senza te. Ho bisogno di 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 te, Signore. Ho bisogno di te nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia vita. Di te ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di te, ho bisogno di Alleluia, il tuo nome, Signore. Noi abbiamo bisogno di te, Signore. Tu sei l'aria, sei la nostra aria che respiriamo, sei il nostro pane. La tua parola, Signore, ci dà il nutrimento, Signore, ogni giorno. E noi ti ringraziamo, Signore, perché noi possiamo fare questo. Possiamo ringraziarti, Signore, questa mattina perché siamo vivi qui, prestando questo culto a te, Signore, che merita molto di più di quello che noi possiamo fare. Loda il tuo nome, Signore. Loda il tuo nome, Signore. Onore e gloria noi ti diamo in nome di Gesù. Amen. Alleluia. La Chiesa può sedersi.
Abbiamo bisogno di Dio, prezioso questo. Bambini, se tu ce l'hai sotto 12 anni, c'è nell'altra sala un lavoro solo per i piccoli, così puoi portare i tuoi figli lì e ci saranno là anche loro che staranno cantando, imparando e conoscendo questo grande amore di Dio. Stiamo lavorando nelle frasi che Gesù ci ha insegnato in questo periodo, delle frasi importanti. E quando abbiamo cantato adesso, ho bisogno di te, è perché c'è una frase fortissima che tante volte per noi è difficile di accettare. Io dico qua che è sempre il nostro peccato favorito, è il peccato che io ce l'ho tanta passione. Qual è questa frase? Ce l'hai già? Qual è questa frase? Qual è il tuo peccato favorito? Ansia, preoccupazione. E è questo che tante volte noi abbiamo. Leggiamo Matteo 6, 25 e dopo il versetto 34. Matteo capitolo 6, 25 e il versetto 34. Perciò vi dico, non... Che cosa dice? Chi sta dicendo questo? Gesù sta dicendo, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che cosa vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Versetto 34. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ossia, chi di solito è sempre un po' preoccupato qua? Non sono da solo, no? E che vergogna, no? Tante volte viene questa preoccupazione, questa ansia, e che cosa succederà con domani? Adesso è un periodo di guerra, no? E è vicino alle nostre porte qua, e domani, e viene quella ansia, questa preoccupazione, è la salute, è il lavoro, e noi tante volte amiamo avere questo atteggiamento. E tante volte noi diciamo, no, non c'è nessun problema, ma è un problema. Perciò è il peccato della modernità. E perché che io dico che è peccato? Che cosa è preoccupazione? Mancanza di Dio, mancanza di conoscenza in Dio. Perché chi prende cura della tua vita? Chi prende cura della tua vita? Il Signore. Io devo imparare a avere questa intimità, questo rapporto con il Signore e avere questa intimità di vita con il Signore. E è lì che io scoprirò la bellezza di dipendere dal Signore, è Lui che prende cura di me. Ci sono le persone che si preoccupano per il domani, c'è questa ansia per la vita, per la salute, per il lavoro, per i soldi. Io conosco delle persone che si preoccupano con quali scarpe devono venire al culto domenica. È misericordia. Sì, adesso, quale scarpe che io devo usare domani? Quale vestito che io devo usare domani? E ci sono le persone che si preoccupano e prendono un po' la serenità di vita per le cose banali. Perdiamo una serenità per le cose che sono troppo semplici. Perciò che eu sempre dico, questo atteggiamento, questa ansia, non fa parte di un sogno, di un progetto di Dio. E questo ci porta in crisi. Ma ci porta una crisi più alta, sabe qual è? È lasciare la nostra vita nelle mani di un'altra persona. Perché io vorrei controllare la mia vita. Io vorrei essere quello che possa dominare la mia storia, la mia vita. E perciò la ansia viene quando eu non riesco a avere il controllo della mia vita. È lì che io devo imparare, c'è qualcuno più grande di me, c'è qualcuno che è sovrano, che è il nostro Dio. E questa ansia è troppa vicinanza alla mentalità del mondo, e questa ansia è stare troppo lontano dalla presenza di Dio. Perché quando eu sono vicino ao Senhor, eu conosco a sua grandezza, a sua sovranità, a sua potência, o quanto grande é o nosso Dio, e eu me riposo em Lui. Chi sta pensando nella mia vita per domani? È Lui. Chi sta pensando per il mio mangiare di domani? È Lui. Chi sta pensando no meu vestire per domani? È Lui. E o meu problema é que eu vorrei controllare tutto questo, avere la sicurezza in tutto questo, e viene l'ansia. È il Signore che vuole controllare la nostra storia. Perciò che la preoccupazione o la ansia è la mancanza di questa conoscenza della potenza di Dio. Quando noi leggiamo nella storia dell'umanità, vediamo dei re che controllavano la sua gente con l'ansia, con la preoccupazione.
perché questi re della storia davano da mangiare, davano la sicurezza basato sull'atteggiamento e comportamento dei suoi sudditi ogni giorno. E questo creava ansia e preoccupazioni, era un modo di loro dominare la gente. Ma con Dio e con Gesù è diverso. Dio voleva portare la sua gente alla serenità e alla sicurezza. Perciò che Gesù ribadisce tante volte questa frase: non siate in ansia. Non siate dunque in ansia per il domani. Non siate in ansia. E Gesù ribadisce perché Lui vuole stare nella nostra vita e che noi possiamo dipendere da Lui senza avere ansia, senza avere preoccupazioni e sapendo che è Lui che prende cura della nostra vita. Perciò questo Dio sovrano vuole stare nella nostra storia e che io possa camminare con questo Dio che è il nostro Re con serenità. Perché o nostro Dio conosce tutto quello che noi viviamo. Gesù non aveva appena insegnato questo principio di non avere ansia di essere o Dio che prende cura di noi, ma Lui stava insegnando a tutti noi di non avere nessuna paura per il domani. La paura è mancanza di conoscenza di Dio. Perciò quando viene questa ansia, il problema è che io non conosco Dio. C'è un testo che dice: il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E il Padre vostro celeste sa. E se Dio sa, Dio è amore. E se Dio sa, è Dio di misericordia, di compassione e di grazia. E se Dio sa, è Lui che prenderà cura di te. E questo è il nostro Dio. E tante volte eu non riesco a capire questo, un Dio che sa tutto quello che c'è nel mio cuore. E Dio sa. Quando tu sei triste, Dio sa, sa. Quando tu ce l'hai gioia, Dio sa, sa. Quando tu sei preoccupato, Dio sa, sa. E Dio sa di quello che tu hai bisogno molto meglio di te. Perciò la grande sfida della mia vita adesso è consacrare la mia vita al Signore, è riposarmi nel Signore e lasciare che il Signore possa prendere cura della mia storia, della mia vita. C'è un testo meraviglioso che è Romani 8:32 e questo testo io devo mantenere nella mia mente e non dimenticare mai. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Che cosa Dio ha fatto per noi tramite Gesù? Lo ha dato per noi tutti. Ma questo Dio adesso non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Questo Dio che non ha risparmiato il proprio figlio e ha dato per me, ha dato per te. E Gesù è andato fino alla croce per morire per noi. Questo Dio che non ha risparmiato il proprio figlio, sarà che Lui non può darci una scarpa per domani? Sarà che Lui non può darti un lavoro per il domani? Sarà che Lui non può dare un pane per mangiare per il domani? Sì o no? Io devo credere che questo Dio ha dimostrato questo grande amore per me e ha dato quello che è più prezioso per me. Sarà che io non posso adesso riposare in Lui sapendo che tutte queste cose piccole Dio non ci darà? Ci darà. Dio já ha dimostrato questo per noi. Perché che eu non riesco a inserire nel mio cuore questo amore di Dio? Perché che non riesco a inserire nella mia mente questo amore di Dio? Perché che non riesco a inserire nella mia volontà, nei miei desideri, questo grande amore di Dio? Dio já ha dimostrato questo. Dio ha fatto questo. Dio ha dimostrato e ha dito questo. E non è una storia religiosa, è una storia della nostra vita che ha cambiato la nostra vita. Perciò Gesù sta dicendo che noi non sappiamo vivere da solo, abbiamo bisogno di qualcuno più saggio, di qualcuno più interessato alla nostra vita, e questo è Dio. Noi non sappiamo vivere da soli, noi non sappiamo decidere da solo. Perciò che Dio vuole entrare nella nostra vita e camminare con noi. Che cosa significa camminare con un amico per strada? Adesso oggi eu prendo o Fúrio, che è qua con noi oggi. Fúrio, che cosa significa andare a pescare in una barca con un amico tutta la giornata? È condividere, è ascoltare, è prendere quello pesce, misurare il pesce, la misura, il peso do pesce, è fare un sorriso quando quello pesce è molto più grande che aspettavamo,
e condividere con mio amico e dire no, può portare tu a casa, no, porta tu, e comincia quello litigio, porta tu, fino che uno dice va bene, porto io il pesce. E questo camminare con Dio è lo stesso modo, è stare in quella barca pescando e ascoltando questo Dio e Dio presente ti parlando e condividendo le cose banali e semplici e Dio presente nella nostra storia ti dando sicurezza, ti dando pace, ti dando serenità e Dio dicendo Caio, non preoccuparti, Caio domani, non preoccuparti, Caio io so che c'è una guerra adesso, ma sono io che ti proteggo, sono io che ti sostengo. La benzina è arrivata oltre 2 euro, Caio. Non preoccuparti. Sono io presente nella tua storia. È questo che Gesù stava insegnando. Perciò che la gente non riesce a sentire questo e comincia a preoccuparsi per le cose banali, Gesù dice, la vita è molto più importante. La vita è molto più importante del tuo lavoro. La vita è molto importante delle cose banali che tu stai pensando. Preoccupati con la tua vita nel senso di che l'eternità deve essere la tua storia. Perciò che Gesù sta dicendo la vita vale di più. E oggi tu ce l'hai la certezza di un'eternità con Dio? Tu ce l'hai la sicurezza di che tra poco arriva la fine e la tua vita è eternità con Dio? E è questo che Gesù ti insegna. Perciò Gesù sta dicendo qua, ci sono tante cose semplici che tu cominci a preoccuparti. Versetto 25, la vita, non siate in ansia anche per la vostra vita, o mangerete, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, non è né per il vostro corpo, di che cosa vestirete, non state dunque in ansia per il domani. E tante volte questo no, questo senso negativo, no, e tu cominci a pensare, ok, ma mi dà una soluzione Gesù. E mio Padre sa di tutte queste cose, e è Lui che prenderà cura di te. Perciò questo viene dentro di noi, questa voglia di dire, Gesù, tu non mi capisci. Gesù, tu non capisci gli uomini. Tu già hai fatto questa domanda con Gesù o solo io? Tu já hai fatto questa domanda, Gesù, tu non capisci quello che sto vivendo. Dio, tu non sai quello che sto vivendo. Solo io che ho detto questa frase? Che prepotenza, no? Dio, tu non sai. Gesù, tu non sai. E tante volte noi cerchiamo di giustificare le nostre ansie e preoccupazioni dicendo neanche Dio sa quello che sto vivendo. E Dio sa. E Dio sa. Ma Dio vuole un spazio nella nostra vita in modo che Lui possa avere il controllo della nostra vita e la sicurezza. Perciò in Ebrei, è interessante che Emanuele ha usato lo stesso versetto di ieri, no? Ebrei 4,15, perché quando sto litigando con Dio, io sto dicendo, Dio tu non sai, e Dio dice, lo so. Dio tu non lo sai, io lo so. Dio tu non sai niente, lo so. Eu sempre digo na frase, eu só posso litigare com Dio perché io amo Dio. Eu só tanto litigo com le persone che io amo. Com Dio sempre perco. Ma litigare fa parte della storia di amore. Ma litigare finisce in pace. Stiamo insieme, perché noi amiamo. E ciò noi cominciamo a litigare, dopo Gesù ti dice, versetto Ebrei 4,15, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Ele è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Gesù sa tutto. E ha vissuto tutta la debolezza e situazioni che tu hai vissuto, ma Lui non ha caduto nel peccato, in questa trappola. Gesù sa. Perciò quando sto litigando con Dio, tu non lo sai? Lo so. Lo so, Caio, riposati. Riposa, Caio. La situazione, riposa, Caio. Tu non hai il controllo, ma io ce l'ho. Io so tutto. Perciò Gesù sta insegnando questo, inserindo nella nostra cuore e nella nostra mente, che io posso riposare in Lui, sapendo che domani Lui prenderà cura di me. Perciò che il versetto 33 di questo testo è meraviglioso. Che cosa dice il versetto 33? Che cosa devo fare? Qual è la prima parola? Cercate prima. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E come finisce?
Ok. Fúrio, quando tu prende a vara, inserisci la esca, la cana, la esca, vai em água, que coisa tu aspetti? O peixe. Mas se tu não inserisci la cana com la esca, tu aspetta che o peixe venha fora? No. Perciò c'è una soluzione bellissima, una formula. Cercate prima o reino di Dio e la giustizia. Quando eu cerco prima, adesso la ansia va via. Quando eu cerco prima, finisce la preoccupazione. Quando eu cerco prima, è lì che eu devo dimostrare il mio passo di fede com o Signore. Perciò che Gesù vuole insegnarti che Dio è attento alla nostra storia. Gesù vuole insegnare che noi siamo molto preziosi agli occhi di Dio. Gesù vuole insegnarti o quanto nós siamo amati da Dio. Gesù vuole insegnarti che Dio agisce in modo favorevole a noi. Ma io devo fare questo passo. La mia vita, eu não sou um robô, eu sou um essere umano criato da Dio com a responsabilità delle decisioni e perciò eu devo cercare prima ao Signore e le altre cose cominciano a venire. Quante volte nós sostituiamo le priorità della nostra vita a Dio e transcuriamo la responsabilità di servire a Dio, transcuriamo la nostra vita com o Signore, abbandoniamo il nostro servizio al Signore e vogliamo le cose. Non funziona così. La formula è cercare prima e lascia che il Signore prenda cura di te. Cercate prima, a priorità è il Signore. Perciò Salmo 34:15 dice così: gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Quando eu cerco il Signore come priorità della mia vita, gli occhi del Signore sono su di noi. Quando eu cerco il Signore come priorità della mia vita, l'orecchio del Signore sta ascoltando il mio grido. E tante volte il Signore permette un grido. Abbiamo sentito in qualche momento qua i bambini che stavano gridando. Che cosa fa il genitore quando un bambino grida? Soccorre, vem in aiuto. E perché tante volte il genitore lascia un bambino gridare? Per dimostrare che io sono genitore e che lui ancora dipende da me. O Signore tante volte mi lascia che io possa gridare a Lui. E che io possa gridare a Lui per dimostrare che io dipendo da Lui. L'orecchio del Signore non sono lontano. Gli occhi del Signore non sono lontano. E o problema é que eu não ce l'ho intimità con il Signore, perciò che mi viene questa paura. Ma quando eu comincio a sentire la presenza di Lui, svanisce tutta la paura. I miei dolori, il mio grido, la mia sofferenza, tutto questo il Signore sa. Io conosco il Signore con stili di vita. La mia gioia, la mia allegria, il Signore lo sa. Tutto quello che io vivo, il Signore è presente. Se la mia squadra ha vinto, io posso gridare, il Signore lo sa. La mia squadra ha perso, sono triste per la mia squadra. Il Signore lo sa. Il Signore condivide tutte le cose della mia storia, le belle e profonde, le grandi e piccole. Il Signore lo sa. Perciò che io devo avere intimità con il Signore nella mia storia. Allo stesso modo come ce l'ho intimità con mio marito, con la mia moglie, con i miei figli, con i miei genitori dentro di casa. È questa intimità che il Signore desidera con me. E quando eu comincio a scoprire il Signore come Lui è, io comincio a amare il Signore di più, io comincio adesso a riposare di più e avere una vita più serena. Gesù voleva farci vedere chi è la persona di Dio. Interessante che nella storia Gesù ha detto a Filippo ha detto, ma mostrati o Padre. Gesù, Filippo, sono stato con te tanto tempo, che ha visto a me, ha visto o Padre. O desiderio di Gesù, qual era? Fare vedere il Padre. E conoscendo il Padre, la nostra vita cambia completamente. Io ce l'ho pace nel mio cuore. Mi sono convertito quando avevo 20 anni, era un giovane, più di 40 anni fa. E quanto è bello vedere o quanto è cambiato nella mia storia. Quello senso di preoccupazione, quello senso di conflitto con me stesso, quello senso di crisi con me stesso, si svanisce nella misura che io sto conoscendo il Signore. Ancora ci sono dei momenti che io comincio a avere quello vuoto spirituale, dove io penso, e adesso io mi ricordo di chi è Dio. E nella mia storia con Lui, Lui sempre mi ha sostenuto, mi ha fortificato, mi ha guarito, mi ha trasformato. Io mi ricordo di Lui. Io so che Lui agirà adesso. Ma io devo cercare prima il suo reino e la sua giustizia.
Perciò qual è la immagine di Dio che tu ce l'hai? Qual è la immagine di Dio che tu ce l'hai? Un padre severo? Un padre lontano? Un padre che io non riesco neanche a parlare? Qual è la immagine di Dio che tu ce l'hai? E è basato su questa tua immagine di Dio che sarà il tuo stile di vita. Se tu conosci un Dio, un padre che ama, un padre che sostiene, un padre presente, un padre che parla, un padre che ascolta, un padre che ha un sguardo d'amore, di compassione e di misericordia per te, tu sentirai una nuova vita. Qual è la immagine di Dio che tu ce l'hai na tua vita? E è basato su questo che sarà la tua storia. Perciò io devo avere la immagine del vero Dio. Non è una immagine che qualcuno mi ha detto, no, è la immagine che ho scoperto in un'esperienza personale con il Signore. E è questo Dio. Perché mentre io sto cercando il Signore come priorità, il Dio si manifesterà in me come Lui sogna e desidera nella mia storia. E Lui sa tutti i miei bisogni. Rileggiamo novamente il versetto 33, Matteo 6,33, perché non possiamo dimenticare. 6,33, no? Cercate? Leggiamo insieme. Cercate? Tu credi in questo? Se tu credi nella parola di Dio. Se tu non credi nella parola del Signore. Cercate prima. Quando tu stai in crisi, cominci a servire il Signore e tu vedrai che il Signore farà delle meraviglie nella tua storia, nella tua vita. Perciò che il Signore prende cura di me, ma lì Dio non mi toglie la responsabilità. Matteo 6,26 dice, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto di più di loro? Quando eu leggo questo testo, eu comincio a vedere i passeri, qua è pieno di piccioni, e comincio a vedere loro. Ma è interessante, tu già hai visto un passero che con un becco aperto? No. Loro vanno a scavare, a cercare i vermi. Loro vanno nelle piante a cercare un verme per mangiare. Loro non sono pigri. Tante volte il cristiano pensa, ok, Dio mi darà tutto, rimango a casa con la bocca aperta aspettando che arrivi. Chi non vuole lavorare non deve neanche, è un testo biblico. Perciò non significa che io non devo agire. Io só posso mangiare se eu lavoro. Eu so che il mio Signore sostiene, ma sono io che devo cercare il lavoro. Eu so che il Signore mi sostiene, ma sono io che devo andare a lavorare 8, 10, 12 ore al giorno. Eu so che il Signore mi sostiene perché è Lui che mi ha dato quello lavoro. Il lavoro è con fatica. Se tu stai cercando un lavoro senza fatica, non esiste. Perché questa è conseguenza del peccato originale. Lavoro è con fatica. Ma è basato su questo che Dio mi ha donato, è in questo che Lui mi sostiene. Tante volte noi pensiamo, adesso mi converto e avrò una vita più tranquilla. Ah, no. Sarà molto più intensa, ma sarà bellissima con le avventure che il Signore mi sostiene. Io devo fare la mia parte. Gli uccelli, il Signore ha sostenuto, ma loro stavano scavando per cercare i vermi. Loro stanno lavorando. Proprio questa mattina stavo là nella mia sala e c'erano 2 o 3 piccioni che sono venuti sul vetro a cercare di prendere i rami sicuramente per formare un nido. Un nido non è stato fatto alla casa. Loro stavano lavorando per cercare dei rami per fare un nido. Sono così che loro lavorano. È così che i figli di Dio devono fare. Ma è così che Dio sostiene. Quando tu trovi un lavoro, ringrazia il Signore. E lavori con tutto il tuo cuore lì, ringraziando il Signore. Perché è un regalo del Signore. Mentre io lavoro, Dio provvede. Mentre Dio mi sostiene, io lavoro. È tutto insieme. Questa camminata con il Signore è tutto insieme. Questa vita con il Signore è tutto insieme. E è questa amicizia che il Signore desidera da noi. Avere questo rapporto con Lui, Padre e Figlio, in amore.
Perciò che quando eu comincio a camminare com o Signore, eu comincio a sentire che Lui prende cura della mia vita. Mentre eu cerco o Signore come priorità della mia vita, di più eu sentirò la sua cura per me e il suo sostegno per me. È il Signore che prende cura e mi sostiene. Perciò soltanto posso sentire questa azione divina quando eu lo conosco. E quando eu lo conosco, riconoscerò che sarò la persona più preziosa e sono amata. Quanto di più conosciamo il Signore, di più eu mi sento amato. E quando mi sento amato, eu avrò fiducia. Eu só posso avere fiducia em uma pessoa quando eu sinto que aquela pessoa me ama. Eu só posso avere fiducia no Signore quando eu sinto que o Signore me ama. E questa è esperienza personale. Quando uma pessoa se sente amata, sente o grande valore que lei ha davanti ao Signore. Quando tu se sente amato da qualcuno, tu senti o quanto tu sei preziosa a quella persona. Quando nós sentiamo amati dal Signore, percepiamo quanto siamo preziosi a Lui. E vorrei finire con l'ultimo testo che è in Filipensi 4, 6, 7. Un testo che noi conosciamo. Quali sono le due prime parole? Non angustiatevi. E interessante che aggiungono l'altra parola. Due parole. Di nulla. Ma ogni cosa fate, conosce le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da... Signore, poteva bastare solo preghiera e supplica? Perché o ringraziamento? O ringraziamento è perché per fede io so che il Signore mi darà. E qual è la conseguenza? Quando io cerco come priorità il regno di Dio e la sua giustizia, il Signore mi darà tutto, quello che avrò bisogno. Quando io faccio le mie richieste al Signore, con preghiere e suppliche e ringraziamento, c'è qualcosa che comincia a inondare la mia vita. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Io non capisco, ma questa pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La preghiera io parlo, è il mio sfogo. La preghiera io ascolto il Signore. La preghiera è intimità con il Signore. E la preghiera eu comincio a mettere davanti ao Signore tutto quello che c'è nel mio cuore. La supplica è quando il mio cuore si apre e il mio cuore grida al Signore. La supplica è quando dico, Signore, basta, non ce la faccio. La preghiera è un parlare. La supplica è un sfogo fortissimo al Signore. Il ringraziamento è la dimostrazione che io credo che questo Signore mi ama, è al mio fianco e agisce in modo favorevole a me. La conseguenza è una pace. Perciò un cristiano che vive con la pace, vive questa esperienza di preghiera, di supplica e di ringraziamento. Tante volte non basta dire che è cristiano, basta dire che io ho una intimità profonda con il Signore e io lo amo. Lascia che il Signore prenda cura di te, fidati del Signore e consegna la tua vita al Signore. E che cosa la consegna? Una completa? Completa? Resa? Io mi dono completamente a Lui. La resa è preziosa. Io mi dono completamente a Lui. E quando mi dono al Signore, io non vado indietro a riprendere. Faccia questo con la tua vita, perché è unica, è preziosa e Dio ti ama. Faccia questo, perché la vita è breve. È una nebbia che oggi c'è, domani non c'è. Ma quando io faccio questo, io mi sento amato, mi sento prezioso. Se tu ce l'hai un conflitto con se stesso, ricordati di questo Dio che ti ama. Perché il nostro Dio non è una persona cattiva, è un Dio che ama, perché Dio è amore. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita. Pensa in te. Cristo Gesù ci ha insegnato. Cristo Gesù ha visto tutte le nostre sofferenze, il dolore, la nostra ansia e angoscia. E come Lui ha pensato in noi.
ha lasciato questa frase: non siate ansia, non angustiatevi. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Perché il mio Padre, che sia il Padre vostro, vi sosterrà. È Lui che ti ama. Hai visto gli uccelli, i passeri? Dio non abbandona loro. Hai visto i gili dei campi, bellissimi? Dio non ha abbandonato i fiori. Perciò come Dio ha preso cura di quel fiore con quella bellezza, farà anche con te. Come Dio ha preso cura dei passeri, prenderà cura di te. Perché Dio ti ama. Abbandona questa angoscia. Togli via questa ansia. Riposati nel Signore e viva una vita con gioia e con allegria nel Signore. Perché Lui prende cura e prenderà cura di te. Gli occhi del Signore sono sopra di te, sono verso di te. Le orecchie del Signore sono presenti per ascoltarti. La bocca del Signore è pronta per parlarti. Le mani del Signore sono pronte per agire in modo favorevole a te. Ma il Signore desidera che questo passo sia fatto da te. Lui non invaderà il tuo cuore, ma Lui vuole che tu possa aprire il tuo cuore a Lui e che tu possa vivere il senso della vita. Non ha risparmiato il proprio figlio perché ti ama. Nostro Padre, grazie. Grazie per questa dimostrazione, azione, rivelazione di amore per noi. O quanto noi siamo amati da te. O quanto siamo preziosi ai tuoi occhi. Grazie. Io non sono abbandonato. Io sono unico e speciale ai tuoi occhi. Grazie perché questo amore tuo c'è. Benedici, oh Padre, il tuo popolo, la tua Chiesa, e che possiamo sempre sentire questo tuo grande amore. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amen. Che possiamo vivere una vita con gioia? Amen, Chiesa? Com serenità, com alegria. Nós estaremos celebrando adesso la cena do Signore. E la cena do Signore è ricordare che Gesù, Dio non ha risparmiato Gesù, suo proprio figlio, e ha dato per noi. E staremo celebrando la cena do Signore per ricordare questo grande sacrificio di Gesù per noi. Io non posso dimenticare. Oggi stiamo ricordando 80 anni di Furio e dobbiamo celebrare, non possiamo dimenticare di questo. Perché Dio ci ha fatto delle cose bellissime che noi dobbiamo sempre celebrare. E la cena do Signore è celebrare per non dimenticare quello che Gesù ha fatto sulla croce per te, per me e per noi. Così quando prenderemo il pane, io mi ricorderò di un corpo che è stato trafitto, sofferto per me. Quando prenderò il calice, mi ricorderò di un sangue puro che ha versato per me e ha purificato di tutti i miei peccati. Perciò noi staremo adesso celebrando la cena do Signore per non dimenticare questo grande amore di Dio. E è interessante che quando finisce la cena, loro sono usciti cantando con gioia. Noi possiamo anche godere di questo momento con gioia. Staremo celebrando, staremo ascoltando una musica. Quelli che devono venire a aiutarmi, per favore, potete venire adesso. E noi faremo come stiamo facendo in questo periodo ancora di pandemia. Staremo consegnando alle vostre mani il calice, senza passare con il vassoio. Così potete venire davanti. E noi staremo dando a voi il pane, staremo dando a voi il calice. E staremo celebrando in questo momento la cena del Signore.
la potenza tua e la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza tua e la gloria per sempre. Amen. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Venga il tuo Amém. C'è qualcuno che non ha preso il pane o il calice ancora? Potete passare qua. Chi deve celebrare la cena è quello che non ha esperienza viva con Cristo. Così è per ricordare quello che Lui ha fatto per te e per noi. Ok, aspettiamo adesso che tutti possano prendere il pane e il calice. Prendiamo il pane, possiamo ricordare il corpo di Cristo e possiamo mangiare questo pane, ricordando quel corpo per noi, per amore. Mangiamo e Jonas dopo ringrazierà. Padre, come abbiamo cantato, tu e il tuo regno, tu e la tua gloria. Grazie per il tuo amore, per la tua misericordia. Grazie perché siamo qui oggi per ricordare questo momento, Signore. Tu sei andato in croce, Padre, per dare a noi l'opportunità di essere qui oggi a lodarti, Padre, e a ringraziarti per tutto quello che tu sei, Signore. Grazie per il tuo amore, per la tua misericordia, per il sangue versato in croce, Signore. E io ti chiedo di benedire questa chiesa, di benedire tua casa, Signore. Tutto questo ti chiedo in nome del tuo Santo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, Signore. Amen. Amen, Signore. Amen. Prendiamo adesso il calice e possiamo ricordare il sangue di Cristo. Possiamo avere intimità con Gesù, con Dio, possiamo camminare con Lui, perché i nostri peccati sono stati perdonati. Siamo stati per tutti i peccati perdonati, siamo stati purificati, siamo puri agli occhi di Dio. E il sangue di Cristo è un sangue puro. Perciò possiamo ricordare questo e questa intimità con il Signore. Beviamo. Grazie, Padre, perché c'è un sangue. E se c'è il sangue c'è la purificazione. E la purificazione dei nostri peccati è in Cristo. Grazie per il tuo perdono. Grazie, Padre, perché siamo nuove creature. Grazie perché siamo nuovamente nelle tue mani, nati nuovamente. Ti ringrazio per la purificazione e per il tuo perdono. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Se tu ce l'hai qualcuno della tua famiglia, dà un abbraccio in questa persona. Se è una persona collegata alla tua casa, dà un abbraccio, una parola di benedizione. Se non è della tua famiglia, almeno una parola dolce a queste persone che sono a fianco a te. Che noi possiamo dare una parola di benedizione alle persone. Amen, Chiesa? Staremo continuando il culto con le offerte, con le decime. E stiamo canteremo il cantico Gloria e Onore. Tante persone mi chiedono, Pastore Caio, possiamo inviare soldi in Ucraina? Possiamo. Esiste un conto bancario che la Chiesa può inviare e che va direttamente in Polonia e Ucraina, ok? Dove ci sono i campi dei rifugiati.
E se tu vuoi, ma devi scrivere sulla busta Ucraina, ok? Possiamo fare questo. E faremo questo momento di raccolta delle decime di offerta, la nostra responsabilità. Se tu sei a casa, c'è lì tutte le coordinate bancarie, puoi inviare lì una offerta. È importantissimo questo periodo per l'Ucraina e siamo parte di questa storia. E facciamo, c'è qua i Maialini, che è offerta missionaria per i bambini in Venezuela e anche per i bambini e donne in Siria. Tutte queste situazioni che stiamo sostenendo, ok? Facciamo questo cantando e facciamo questo con gioia e contribuiamo con allegria. E se tu vuoi venire qua ballando, danzando, non c'è problema. È la dimostrazione della gioia del nostro Signore. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare e offrire questo momento. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è nostro Signore. Non c'è nessun altro che per Lui. Cantiamo al nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è nostro Signore. Non c'è nessun altro che per Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore, o nostro Signore, o nostro Signore. Gloria e onore. Furio, vieni qua. Momento di offerta, Nadia anche. Vieni Nadia, accompagna questo ragazzo qua. Lui non sa arrivare da qua senza di te. Che bello. Possiamo applaudire, non c'è problema. Lui mi ha detto che è andato a pescare questa settimana e ha preso tanto pesce che sta invitando tutta la chiesa ad andare a casa sua oggi. O pranzo è per conto suo, ok? Amém? Amém. Ok, io ho 80 anni, fai stare con lui. È veramente una bella storia. Vuoi dire qualcosa? Beh, sì.
Bene, dicevo che fino ad oggi mi ha accompagnato, mi ha sostenuto. Ringrazio il mio amico Pastore Caio che ha fortemente voluto questo giorno, che è da qualche mese che mi diceva: quando sarà il tuo compleanno, tutti in chiesa, tutti... E così è stato. Ringrazio tutti voi che partecipate a questo giorno con me e principalmente ringrazio la mia famiglia che è là in fondo, che ha voluto rendere perfetta la mia gioia partecipando a questo culto di ringraziamento per il mio compleanno. Anche se giustamente dice mia moglie che manca qualcuno, uno perché lavora, l'altra perché non sta bene. Comunque io ringrazio Dio veramente di questo giorno che mi ha dato assieme alla mia famiglia tutta. Amen. Preghiamo. Tra poco arriva 90, 100 e così va. 200. Mosè 120, non dimenticare. Nostro grande amico, ma anche compagno di preghiera, sempre lunedì, giovedì, sempre presente con noi. Preghiamo per la sua vita. Nadia, possiamo stare in piedi? Nostro Padre, quanto è prezioso arrivare a 80 anni, una bella storia. Quando Lui guarda indietro, sicuramente vede il ringraziamento verso di te. Grazie per questa vita, la vita di Nadia. Grazie, Padre, di stare insieme questa mattina qua a gioire insieme agli altri. E quanto è prezioso, Padre, vedere questa disposizione in servirti, in adorarti. Grazie, Padre, perché non importa l'età, tu sempre c'è un sogno, un progetto. E tu ce l'hai ancora nella vita di Fulvio. Continua a benedirlo. Riempi delle benedizioni spirituali. Fortifica, Padre. Manifesta ogni giorno la tua grazia, la tua grandezza, la tua gloria verso di Lui. Che ogni giorno Lui possa sentire questo tuo sguardo di compassione, di amore. Che ogni giorno Lui possa sentire, oh Padre, quanto Lui ha amato da te. E grazie, Padre, perché Tu hai creato questa comunità per dimostrare il tuo amore verso di Lui. E questa Chiesa lo ama. Grazie. E quanto è prezioso, Padre, una camminata insieme con Lui e vedere insieme a Fulvio, Padre, la Tua grandezza e il tuo amore. Tu sei il nostro grande Dio. Continua, Padre, a benedirlo. Grazie. Continua a fortificare. Grazie. Questa vita è tua. Sii con Nadia, saggezza in ogni momento, forza in ogni momento, le parole giuste in ogni momento, in modo che Fulvio possa continuare a crescere ti amando. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. C'è una musica che penso che nessuno conosce qua, che comincia così. Tanti auguri. Cantiamo. Ok, 3, 2, 1. Tanti auguri. Ma lui mi ha detto che vuole sentire anche in portoghese. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E adesso tu canta in napolitano. Potete accomodarvi, grazie. Ok, dopo il Fulvio sarà con noi sulla porta là, ok? Alla porta là e possiamo anche dare un saluto a lui. E dopo la sua casa na via Zermanese, numero 51, alle 13 possiamo arrivare là per il pranzo, ok? Potete accomodarvi. È 51 o 53? Non mi ricordo adesso. Ok, carissimo, adesso una richiesta molto speciale. Avete percepito, sono pieno di scatole lì, abbiamo
tanta roba, grazie alla Chiesa che sta donando tante cose. E martedì o forse mercoledì ci sarà un tir qua per portare tanta cosa in Ucraina. Noi abbiamo fatto un contatto con un'associazione qua e verrà un tir, così noi dobbiamo mettere in scatole tutta questa roba. In questo modo alle 15:30 avremo bisogno di un bel gruppo di persone qua. Ah, ma sono impegnato. Carissimi, è una guerra. Noi stiamo bene, loro no. È un momento di dimostrare questo amore per Gesù, preparando queste scatole e inviare ai nostri che stanno soffrendo in Ucraina. Così oggi alle 15:30 cerca di inserire come priorità oggi di stare qua, ok? Abbiamo tanta roba. Il pastore Sandro oggi starà portando da Verona e da Padova. Io vado a Conegliano a prendere qualcosa questa sera. Il pastore Marcello sta venendo oggi da Belluno, anche lascerà un po' di cose qua. Così, grazie al vostro appoggio alla Chiesa che è viva e presente. Ok? E abbiamo bisogno ancora di appoggio, di scatole. E se tu vuoi portare questo pomeriggio, domani qua, c'è ancora possibilità. Ok? Ma facciamo questo. Se tu sei oggi libero o non sei libero, è l'unica volta che vi chiedo questo. Speriamo che questa guerra finisca subito, ma che noi possiamo preparare tutte queste cose, ok? Loro hanno chiesto che in questo momento non serve tanto le cose da vestire, perché è tanto, ma cibo sì, prodotti di igienici sì, igienici personali, no? Sapone, shampoo, pannolini per i bambini sì, ok? Così un grande appoggio. Vogliamo vedere qua tanta gente oggi questo pomeriggio a servire, ok? E dopo dobbiamo lasciare le scale qua, le scatole vicino alle scale per agevolare per dopo domani. Questa mattina hanno detto in TV in un'intervista che ci sono persone che sono morte di sete. Acqua. Esatto. E farmaci, acqua e sicuramente se portate, mi hanno detto anche se volete portare acqua, delle bottiglie più piccole, ok? Che è molto più facile di gestire là nei campi, ok? E è proprio questo, ok? E carissimi, dobbiamo fare. Siamo ancora senza guerra qua, speriamo, senza, ok? Domani riparte il ginnastica dolce alle ore 18, ok? Così chi vuole venire sarebbe un piacere, sarà nella sala nera, domani alle ore 18, ginnastica dolce è per tutti, ok? E è un bel esercizio, ok? Speriamo di vedervi, ci sono dei corsi dell'associazione, abbiamo fatto un'assemblea ieri, grazie a Dio, tutto bene. E altro avviso, abbiamo iniziato il Ministero Cure Speciali, che sono i bambini con qualche disabilità. E se volete qualche informazione potete parlare con la Francesca o con la Roberta. Carissima, è iniziato domenica scorsa, prezioso. Così quanto è bello vedere la Chiesa rilevante in mezzo a una società che soffre. E noi vogliamo essere partecipi di questa storia, ok? Va bene, prossimo sabato c'è anche Rallegri. C'è una musica, un video mi sembra, no? Ok, aspetta só la musica. C'è un altro avviso importante. C'è un trabatello là indietro e Vitor mi ha detto che ha bisogno di almeno 4-5 uomini, no? Uomini come io, sì, ok? Di aiutare a portare il trabatello giù che devo poter riportare, ok? L'altro avviso, non dimenticare, incontro di preghiera questa settimana, presenziali qua, è prezioso stare insieme con i fratelli e sorelle e possiamo stare insieme in preghiera e anche online, non dimenticare i nostri studi biblici. Ok, finiamo questo culto con Rallegrati, prossimo sabato alle ore 18. Esiste un progetto chiamato Rallegrati, la cui finalità è vivere attraverso la lode e adorazione profonda, momenti di alta quota nello spirito, perché quando siamo immersi nella sua presenza non esistono più confini umani. Sono diverse chiese qua del Veneto che saranno qua con noi prossimo sabato. Ok? Tutti che voi che siete stati con noi oggi la prima volta, grazie della vostra presenza, che Dio vi benedica. Siamo sempre qua per domenica adorare il nostro Dio, in settimana per studiare la parola in preghiera. Grazie alla tua presenza, prima volta, seconda volta qui, possiamo trovarci negli altri giorni, ok? Non mi sono dimenticato di niente oggi. Va bene, tu che sei a casa, un grande abbraccio e ci vediamo prossima domenica.
Buona settimana, nella grazia del nostro Signore, e aspettate che possiamo arrivare alla porta, ok?